Anzi, se arrivavi poco dopo, insomma, te però... Ha fatto a tempo a dire qualcosa. Se lo provo anche a chiamarlo, ma niente da fare. Quando i soccorritori del SUAM 118 sono arrivati sul posto, per il giovane automobilista non c'era già più nulla da fare. Artan Sabedini, un giovane operaio di 27 anni di Oderzo, è morto sul colpo questa mattina poco dopo le 7:30 mentre percorreva con la sua Volkswagen Golf via Stradon a Dormelle. Giunto in prossimità dello stop con via Ragazzonna, il giovane kosovaro ha perso il controllo della sua utilitaria andando a schiantarsi contro il muretto di recinzione di un'abitazione. L'impatto contro il muro di cemento è stato violentissimo. Un incidente ancora senza spiegazioni, dato che sull'asfalto non è visibile nessuna traccia di frenata. Sì, il botto sì, molto grande anche. Sì, molto grande. E poi ho visto tutto fumo e basta, nient'altro. Ma non avete sentito una frenata? Niente, zero assoluto. Nessuna frenata, nessuna frenata. Il 27enne potrebbe essere vittima di un malore o di un colpo di sonno. Pochi pensano alla distrazione, visto che il percorso lo conosceva bene. Artan queste strade di campagna le doveva fare tutti i giorni per andare a lavorare in una ditta nella zona industriale di Ormelle. Lo conosceva lei? Sì, lo conoscevo. Veniva qualche volta a casa nostra anche a mangiare, proprio è un amico di mio marito. Cosa può essere successo secondo lei? Secondo me può essere che le ha preso un colpo di male perché non so, di quello che so non aveva problemi a casa. Può essere magari una distrazione, ma strano perché è vicino. Le indagini degli agenti della polizia locale, intervenuti insieme ai vigili del fuoco, dovranno ora ricostruire la dinamica del sinistro per stabilire cosa possa aver causato la sbandata fatale al 27enne.